C'è una fase 2 a livello regionale che prevede la riapertura delle attività produttive, quindi accanto a una necessità anche dei genitori di avere un supporto per l'accoglienza e la cura dei minori, dei bambini, c'è ovviamente, ed è stato gran parte dell'incontro anche focalizzato appunto con la regione, è stato focalizzato sulla necessità dei bambini di uscire dalla bolla, dal guscio domestico, perché ormai sono praticamente 2 mesi che i bambini vivono a casa con mamma e papà. Noi all'interno delle nostre strutture abbiamo per la maggior parte figli unici, perché è così ormai, cioè, i fratelli percentualmente magari valgono il 20% all'interno delle strutture sia degli asili nido che delle scuole materne. Le nostre strutture sono disponibili per attrezzarsi come hanno sempre fatto e quindi mettere in campo nell'arco di una settimana, 15 giorni al massimo, una volta avuto il via libera, appunto la necessaria formazione al personale per accogliere i bambini e sistemare la struttura che dovrà accogliere ovviamente un numero di minori, di bambini sicuramente inferiore, perché il distanziamento sociale vuole dei numeri più bassi, va bene? E quindi si tratterà di capire appunto assieme alla Regione e diciamo la deadline su questo dovrebbe essere la prossima settimana, entro la fine della prossima settimana, la Regione del Veneto, quindi l'assessore Lanzarin, l'assessore Donazzani, il presidente Zaia ci daranno indicazioni su quello che sarà il modello, diciamo, veneto, il protocollo veneto di accoglienza nel segmento d'età 0-6 anni.